Amici di Viva Sardegna, benvenuti a Mamoiada, nel cuore della Barbagia di Olollai, a pochi chilometri da Nuoro. Mamoiada è un paese dalle antichissime tradizioni ancora oggi molto radicate. È famoso soprattutto per il suo carnevale, caratterizzato dalla presenza delle sue particolari antiche maschere, i mamutones e gli socadores. Il carnevale però non è l'unica occasione nella quale i mamutones e gli socadores sfilano per le vie del paese. Oggi è l'ultima domenica di luglio e già dalle prime ore pomeridiane cominciano i preparativi per la festa in onore della Madonna del Carmine. Nella sede dell'Associazione Culturale Azzeni si dà il via al rito della vestizione, al quale ci è stato concesso di partecipare per potervene dare testimonianza. I vari elementi che compongono il costume vengono sistemati separatamente prima di essere indossati. Sopra l'abito di velluto indosseranno una mastrucca di pelli di pecora, sulla quale verranno posti 30 kg di campanacci tenuti insieme da un intreccio di cinghie di cuoio. Vestire da mamutone è una vocazione, non un gioco, e chi veste da mamutone non può vestire da soccadore. Durante la vestizione si respira un'aria frenetica, tesa ma gioiosa. L'operazione è compiuta da 2 persone. Una sistema i campanacci sulle spalle, l'altra il grappolo di campanelle più piccole legate al collo anch'esse da una serie di cinghie di cuoio. La maschera del mamutone conserva il suo fascino grazie al mistero che ancora oggi la avvolge. Ha origine nell'ambiente agropastorale precristiano, forse come rito apotropaico per scacciare gli spiriti maligni da persone e armenti. L'agitazione cessa quando i mamutones fanno risuonare i campanacci con vigore per verificare che le cinghie siano ben strette e per scaricare la tensione. Al rito della vestizione e della sfilata partecipano anche i più piccoli, desiderosi anch'essi di portare avanti la tradizione trasferitagli dai loro padri. Terminata la vestizione, i 12 mamutones si dispongono in cerchio e, guidati dagli soccadores, fanno le prove della danza prima della sfilata vera e propria. La danza è caratterizzata da un passo difficile e complesso, che consiste in uno scatto in avanti del ginocchio. Ad intervalli irregolari fanno risuonare i campanacci, producendo nel silenzio un unico ed intenso strepito, che culmina in 3 salti in serie al segnale dell'issoccadore. È il momento di indossare Sabisera, la maschera nera di legno di fogge antropomorfe. L'espressione è sofferente o impassibile. Labbra, naso, zigomi sono pronunciati per nascondere e trasfigurare le sembianze umane. Eccoli, disposti in 2 file da 6. 12, come 12 sono i mesi dell'anno, guidati dagli soccadores, i quali indossano una giubba di panno rosso e portano a tracolla una cintura di cuoio ornata con broccato e alcuni sonagli d'ottone o di bronzo. I calzoni bianchi sono di tela o di lino e vengono infilati dentro le ghette d'orbace. Completano l'abbigliamento uno scialle femminile triangolare annodato sui fianchi. Sul capo portano saberrita, antico copricapo del vestiario sardo maschile, sostenuto da un fazzoletto colorato annodato sotto il mento. A tracolla sasoka, la fune di giunco dalla quale l'issoccadore prende il proprio nome. Prima della sfilata la si inumidisce e la si fa roteare più volte affinché prenda la forma giusta prima del lancio.
ospiti a Mamoiada i bundos, altra maschera caratteristica della Sardegna, l'unica realizzata interamente in sughero. Presenta lunghe corna, il naso grosso e aguzzo, il pizzo e i baffi posticci. La maschera può essere anche colorata di rosso porpora, ma il pizzo, i baffi e le corna devono essere bianchi o del colore del sughero. Ma dei bundos parleremo nel reportage dedicato a Orani, loro paese d'origine. In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile visitare il Museo delle Maschere Mediterranee. Attraverso l'esposizione di una guida attenta e preparata avrete la possibilità di scoprire la sorprendente comunione di storia e cultura che c'è fra le maschere della Sardegna, proprie della comunità dei pastori e dei contadini, e quella di alcuni paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Oltre al museo è d'obbligo una visita alle botteghe degli artigiani mamoiadini, le stesse nelle quali prendono forma le maschere dei mamutones e degli socadores. Anticamente, per la realizzazione delle maschere, si utilizzava il legno del pero selvatico poi annerito. Oggi si producono maschere anche in legno dontano, fico e noce. La creatività degli artigiani si spinge sino alla sperimentazione di legni più pregiati e particolari come il ginepro, l'edera e l'alloro, per regalare a collezionisti appassionati maschere impreziosite dalle sfumature che il legno accuratamente scelto sa dare. La creazione delle maschere è una tradizione che si trasmette ai più giovani con passione e orgoglio, affinché non si perdano le tracce di questo antico e misterioso rito. La serata volge al termine e i mamutones, affaticati dal peso delle pelli dei campanacci, si avviano verso il piazzale della chiesa del Carmine, nel quale, attraverso gli ultimi passi del loro incedere cadenzato, chiuderanno questo giorno di festa. Li rivedremo danzare attorno ad un grande falò il 17 gennaio per la festa di Sant'Antonio Abate, chiamato in sardo Sant'Antonio su Vogu, giorno in cui inaugureranno anche l'inizio del carnevale.